Giovanni Del Ben, medico forense, qui con noi, nei 2 minuti ci spiega di cosa... Ben trovati. Domenica scorsa si è votato in Val d'Aosta, regione autonoma come Friuli Venezia Giulia. Non erano elezioni politiche, non ancora, ma si votava su una cosa molto importante. C'è stato il referendum riguardante l'autorizzazione regionale all'incenerimento dei rifiuti. Il no è stato del 94%. Sicuramente senza inceneritori migliorerà la qualità dell'aria e quindi la salute. Penso che anche Friuli Venezia Giulia, pur essa regione autonoma, si possa imparare dagli altri, così come possiamo imparare dagli udinesi di costruire i nuovi edifici ospedalieri sul terreno dell'attuale ospedale, miglior utilizzo delle risorse e garanzia di continuità. Per restare in tema di ospedale vi mostro alcune immagini e grazie alla regia. Le 2 ambulanze che vedete, sia in alto che in basso perché sono sempre le stesse, sono lì da un po' di tempo perché le date le vedete, e a fianco di queste 2 ambulanze c'è anche una automedica. Le date quindi confermano questo elemento, ma sono lì targate, gommate, con l'assicurazione eccetera, quindi praticamente in attività ma inutilizzate, e sono lì ferme da un po' di tempo perché intorno alle ruote è cresciuta l'erba. Un po' più in là, volendo, ci sono le ambulanze delle ditte esterne che hanno vinto l'appalto per il servizio del soccorso 118. Ovviamente la professionalità degli infermieri è rimasta certamente alta, così come lo è la qualità del servizio. Ma i costi? Forse dare in appalto i servizi a privati sarà strada del futuro, ma non ne sono convinto. Forse non lo è neanche chi tiene lì le ambulanze dell'ospedale. Ma allora, che ci fanno lì ferme quelle 2 ambulanze dell'azienda ospedaliera? Qualcuno ironicamente mi ha suggerito: sono lì che aspettano di trovare nuovo parcheggio nel nuovo ospedale della Comina. Sì, ho risposto io, come auto storiche. Auguri. Giovanni Del Ben, medico forense, grazie.